Un incontro culturale, il regista Diego Romeo qui all'Accademia Belle Arti Michelangelo, dove proporrai alcune tue opere, fra cui anche un inedito su Modugno. Ma io ringrazio innanzitutto Alfredo Prato, l'Accademia e Beniamino Biondi che hanno avuto la sensibilità di recuperare, ecco, diciamo, questi film che ormai sono un po' datati, una ventina d'anni, però ci fanno ricordare che dei fatti che sono accaduti in questa nostra città dei templi e degli agrigentini, evidentemente. Io vorrei far notare come Passione secondo Agrigento, per esempio, è tratta dalle poesie di Mario Luzzi, un accompagnamento sonoro con gli attori recitato dagli attori del Piccolo Teatro Pirandelliano, mentre invece Giacinto Piranfelber diventa un'opera che rappresentò l'Italia nel 1980 nella prima rassegna internazionale sotto il segno dell'intolleranza. È un film a cui sono molto affezionato, anche perché il protagonista, che era un matto, un oligofrenico uscito dal manicomio, nel film muore, o almeno io lo facevo morire, però poi dopo, un mese e mezzo dopo, fu trovato agonizzante in un vagone della stazione ferroviaria di Palermo, quasi a sottolineare che l'intolleranza evidentemente ancora c'è, ancora esiste e contro la quale dobbiamo combattere. Un cenno su Modugno? Mentre invece il concerto di Modugno è, diciamo, un inedito, anche perché racconta la vicenda del famoso scandalo psichiatrico. Modugno si impossessò politicamente di questa vicenda, venne qui ad Agrigento e per i ricoverati del manicomio organizzò addirittura, regalò un concerto, un grande concerto. E questo è raccolto appunto in questo film di 20 minuti che ho realizzato. Il talento di Diego Romeo come giornalista probabilmente nel corso degli anni nascosto la sua attività come autore cinematografico, attività che ha origini antiche. Sin dal 1979 Diego ha realizzato un film secondo me straordinario dal titolo Informazioni sensoriali e da lì in poi ha proseguito con una sua carriera che in qualche modo questa sera trova anche una sua sintesi di rappresentazione, soprattutto attraverso il cortometraggio Passione secondo Agrigento, un lavoro che rubando dei momenti autentici di vita agrigentina racconta una sorta di controstoria della città in un racconto che ha delle punte drammatiche e pensose e che utilizzando alcuni simboli della storia antica e meno antica di Agrigento, faccio riferimento alla frana del 66, al crollo dei palazzi Crea, al viale, racconta anche una sorta di smottamento morale della stessa città, quindi è un racconto per metafore, ma è un racconto che contiene anche delle sottotracce simboliche estremamente profonde che credo possano servire anche ad interpretare il nostro presente e a porci delle domande sul futuro di Agrigento, quindi un racconto in qualche modo antico, ancorato alla storia del centro storico e della città di Agrigento, soprattutto per quanto riguarda le fasce più umili e deboli della popolazione, ma che credo sappia restituirci anche un'immagine significativa della nostra contemporaneità.